Le uscite si aggirano sui 4 miliardi e mezzo e le entrate sono pressoché uguali, quindi noi dovremmo chiudere il nostro bilancio sostanzialmente in pareggio. Raccontava così Aldo Tognana nel 1985 il bilancio economico dell'avventura dei mondiali di ciclismo sulle strade della Marca. Una manifestazione che è entrata nella storia delle nostre comunità, voluta dall'industriale delle porcellane, ma anche dal grande appassionato delle due ruote, Remo Mosore. Mi è difficile definirlo la persona più brava che c'è, secondo me, nel Veneto. Aldo Tognana è una persona squisita, io sono stato 30 anni insieme sullo sport, soprattutto con i mondiali 85, era l'83, il bando venuto fuori. Io ho chiamato Igi Tognana, che ora era il presidente degli industriali di Treviso, with engineer Aldo, ci candidiamo per andare a fare il mondiale. Meta, io ci sto. Dopo di lui interpreto Bernini, era il presidente della regione, che è un'idea lungimirante, ma gli altri sono troppo forti. C'è la Sicilia, Cotturi d'Agostino, che era l'assessore di Catania, aveva già il pacchetto, già fatto la pubblicità, che il mondiale lo facevano loro. Ma come? I siciliani lo fanno prima di noi? No, perché io avevo niente con i siciliani, ma loro le biciclette non le conoscevano, noi eravamo una paternità dello sport, del ciclismo, era la prima regione che si aveva noi come cultura, e Veneti, fatica su fatica. E Tognana era un moderato, lui ha fatto il presidente, io ho fatto l'amministratore delegato, e abbiamo creato nell'83 la prima finanziaria mondiale di ciclismo. Soldi spesi bene per quei mondiali, come ricordava allora Tognana. La cerimonia di apertura, sulla quale c'erano delle perplessità iniziali, sia stata invece la più bella manifestazione che noi potevamo organizzare, perché ha avuto il consenso generale e con quello ci siamo presentati ai mondiali, è stato il nostro biglietto da visita. Una magnifica idea, farsi conoscere da tutto il mondo, e i nostri vecchi sono morti tanti, ma hanno visto il mondiale sul Mugello, e questa è stata la soddisfazione. Di Aldo Tognana cosa bisognerebbe ricordare? Aldo Tognana, la sua maestria di un personaggio saggio, sempre con calma, sempre per andare d'accordo, sempre per il bene comune, e io sempre battagliero, si fa. E lui diceva, Mose, bisogna essere prudenti, misteri, io dicevo, guarda che qua in Italia, se non decidi di fare, nessuno ti dà una mano.